E noi siamo al tema del giorno, parliamo del progetto Fab Lab a scuola, che consiste nel creare all'interno degli istituti del Veneto dei laboratori in cui i ragazzi possano sviluppare le loro idee in ambito tecnologico, progetto promosso dalla Fondazione Nord-Est. E proprio su questo vediamo insieme il servizio. Abbiamo realizzato molti progetti. Desideriamo realizzarne altri, sempre più innovativi. Vorremmo diffondere la cultura tecnologica. Realizzeremo progetti per le scuole in scatole di montaggio. Lo faremo nel nuovo Fab Lab. Il punto di partenza sarà una macchina per fresatura a controllo numerico. Aiutateci a realizzare la nostra idea. Grazie. E ci hanno raggiunto nel frattempo qui in studio Agata Tivelli, studentessa dell'ITIS Rossi di Vicenza, e Federico Turetta, studente dell'ITS Meccatronico del Veneto, due delle scuole che partecipano a questo progetto. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Partiamo da te Federico, abbiamo visto un progetto che si basa sul crowdfunding, cioè la raccolta di fondi tra i cittadini. Esatto. Il crowdfunding è appunto una campagna di raccolta fondi atta a finanziare dei laboratori, appunto i Fab Lab, che si costruiranno, si realizzeranno in alcuni degli istituti del Veneto in generale. E niente, l'elenco delle scuole è presente nel sito, che è Fab Lab a scuola, c'è un'apposita sezione per il finanziamento, e in questa parte del sito ci sono dei video realizzati da noi ragazzi, come quello che è stato appena mandato in onda, dove spieghiamo il nostro progetto e il motivo per cui finanziare il nostro progetto. Allora, tu comunque fai parte di una scuola, l'ITS Meccatronico, che è una scuola post diploma e che punta molto al rapporto tra scuola e azienda. Esatto. L'ITS Meccatronico è appunto un corso post diploma che si sviluppa nell'arco di 2 anni. È un'alternanza scuola-lavoro, quindi facciamo metà settimana a scuola, durante la quale continuiamo il percorso di studi specifico per l'indirizzo meccatronico, e nell'altra settimana, quindi 2 o 3 giorni, andiamo in azienda, quindi iniziamo a avere appunto il rapporto vero con l'azienda, entriamo nel mondo dell'azienda, che sembra banale, invece è un mondo totalmente diverso da quello della scuola. Agata, visto che sono due scuole con questa impronta molto tecnologica, si vuoi spiegare ai telespettatori in che cosa consiste questo progetto che vi coinvolge, questo laboratorio? Sì, il nostro progetto si fonda sulla raccolta di fondi per comunque diffondere la tecnologia all'interno delle scuole attraverso scatole di montaggio che verranno realizzate per le altre scuole del Veneto. E l'idea di partenza era appunto una macchina per fresatura a controllo numerico che si è vista nel video che è stato mandato in onda prima, e ha lo scopo principalmente di preparare gli studenti per il mondo del lavoro comunque. Quindi un progetto interessante che vediamo coinvolgere anche te, una delle poche ragazze, forse un ambito questo qua che interessa più gli uomini, a te invece interessa molto. Sì, diciamo che comunque la mia passione è nata soprattutto dall'interesse per le materie tecniche e comunque anche per un futuro nell'ambito della meccatronica, appunto, visto che è l'indirizzo che ho scelto nella scuola.
Un progetto, Federico, in quanto tempo sperate di realizzarlo? Avete un'idea? I vostri professori vi hanno detto qualcosa? Beh, speriamo di realizzarlo entro quest'anno, anche perché anche noi dell'ITS avremo bisogno di questo laboratorio, in quanto sarà attrezzato di macchine per la costruzione di prototipi in 3D, una macchina per il taglio laser e delle piccole frese, dei torni a controllo numerico e altri attrezzi comunissimi, dal saldatore a attrezzi, insomma, per realizzare dei prototipi. Chi volesse dare qualche soldo per finanziare questa opportunità, come può fare? Agata. Basta entrare nel sito Fab Lab a scuola e all'interno, sotto la voce riferita alle scuole, è possibile finanziare i vari progetti delle scuole che si sono iscritte a questo progetto, e si può partire da C'è un minimo? Sì, c'è un minimo di 5 euro, si può andare fino anche a 100 euro comunque Di fondi. Di Quindi fondo. l'appello a tutti i telespettatori è di finanziare questo progetto per il futuro di questi ragazzi molto interessante. Noi ringraziamo Agata Tivelli, studentessa dell'ITS Rossi di Vicenza, Federico Turetta, studente dell'ITS Meccatronico del Veneto.